Terza corsa all'Arcoveggio di questo 10° convegno del 2026, è il premio Zadar, altra squadra di basket a cui è dedicato questo convegno, e ci sono 8 partecipanti in pista su questo miglio riservato a cavalli di categorie D ed E. Con il numero 1 abbiamo Roberto Vecchione con Elton Pride Gar, con il numero 2 Fashion Cup con Riccardo Pezzatini, con il numero 3 Estia SL Andrea Farolfi, col 4 Capitan De Gleris Tommaso Gambino, col 5 Back on Top Giuseppe De Filippis, 6 Caius Titus Bond con Alessandro Gocciadoro a completare la prima fila. Numero 7 in seconda fila Laurent Davé con Carmine Piscuoglio e con numero 8 Discovery Mail con Vincenzo Luongo. La macchina ha raccolto i concorrenti e si avvia a compiere la curva che porterà nella retta delle tribune dove i cavalli partiranno. Le quote raccontano di un netto favorito Caius Titus Bond in questo momento a 1,78 a precedere Back on Top, però cavallo con una grossissima esperienza, anche molto atteso subito al via. I cavalli sono perfettamente allineati dietro l'autostart, la macchina se ne va e chiude le ali e parte la corsa. Ci prova Back on Top dal numero 5, ma la sua azione risulta faticosa per l'ottima partenza anche di Fashion Cup. Fashion Cup quindi all'ingresso della curva è davanti a tutti e alla sua destra abbiamo Capitan De Gleris. Back on Top rimane relegato in terza ruota, ma ora ci prova e quando arriviamo ai primi 200 metri percorsi in 14,5 Back on Top prova a sfilare, ma ovviamente con una spesa sicuramente importante. Back on Top sfila davanti a tutti, quindi il numero 5 ora precede il numero 2 di Fashion Cup e quando arriviamo ai 400 metri trascorsi in 28,8. Dal gruppo ovviamente si cercano di sistemare tutte le posizioni, ma ecco che arriva in terza ruota a metà della curva Caius Titus Bond che con tutta la calma del mondo prova ad avvicinarsi alle prime posizioni, mentre Back on Top non ha preso troppo in mano e quindi prosegue un po' nella sua andatura e ha una lunghezza abbondante di margine sul secondo che è appunto Fashion Cup. Arriva Caius Titus Bond che un po' si parcheggia dietro per un attimo dietro all'allievo di Giuseppe De Filippis e quando siamo passati davanti alle tribune 800 metri, gli ultimi 400 in 33, parziale in 15,2. Andiamo verso il chilometro e De Filippis prova a trattenere Back on Top il più possibile per risparmiare tutte le munizioni per arrivare alla fine nelle migliori condizioni possibili. Caius Titus Bond è a mezza ruota e prova a mantenere alla sua destra gli altri cavalli che provano ovviamente a inserirsi nella contesa. Allora, a destra è arrivato anche Capitan De Gleris che chiude a questo punto Caius Titus Bond, mentre dalla terza ruota spunta Discovery Mail e Vincenzo Luongo. Sono in 4 a questo punto in un ventaglio, anzi sono in 3 perché Discovery Mail a questo punto sta facendo selezione, ha una bellissima marcia all'arrivo di Vincenzo Luongo e arrivano in 2 a contendersi la vittoria Discovery Mail e Capitan De Gleris e sono testa a testa, sembra prominente, ma arriva anche Caius Titus Bond che ci prova fino alla fine e sono vicinissimi. Probabilmente l'allievo di Alessandro Gocciadoro è riuscito a sgattaiolare, a trovare il varco e probabilmente a coprire completamente Discovery Mail, ma andiamo a vedere al rallenti. Allora Discovery Mail vince le ultime resistenze di Capitan De Gleris, ma arriva come una furia Caius Titus Bond lanciato da Alessandro Gocciadoro. Siamo negli ultimi 50 metri, Caius Titus Bond copre completamente e è sul palo, mette una testa davanti all'allievo di Vincenzo Luongo, al terzo il numero 4, al quarto il numero 1, al quinto il numero 3. Quindi vince Caius Titus Bond, allenato e interpretato da Alessandro Gocciadori per Stefano Bondi, questo cavallo castrone di 8 anni da Varennes e Petra Axe.